Amici ed amiche di Officina Mediterranea, buonasera e buon anno innanzitutto. Ben trovati in questo 2026. Siamo al 5 gennaio e siamo per questa nuova puntata dell'Almanacco delle Tradizioni Popolari. Orazio, io ti saluto innanzitutto. Orazio Maglio, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. È la 22esima puntata. Io saluto poi anche gli altri ospiti fissi, che Luigi Lampignano innanzitutto. Luigi, il nostro compagno di viaggio, buonasera. Valerio Monaco l'abbiamo conosciuto la scorsa puntata ed è tornato da noi questa sera. Buonasera Valerio. Buonasera a tutti, buonasera. Per la prima volta in diretta con noi c'è anche Gigi De Santis. Buonasera Gigi. Buonasera e buon anno a tutti. Benissimo, allora se siete d'accordo io farei partire la sigla, ci rivediamo fra pochissimo, subito dopo la sigla. Eccoci di nuovo in diretta, io passo la parola a Orazio Maglio. Buonasera di nuovo a tutti e grazie Bartolo. La Chiesa Cattolica festeggia il 6 gennaio l'arrivo dei magi, simbolicamente, che portano oro, incenso e mirra al bambino, al futuro Redentore. La tradizione popolare vuole invece festeggiarlo anche in maniera meno seriosa, meno teologica. Utilizza una vecchia che vola a bordo di una scopa con un sacco pieno di doni da regalare ai bambini. Noi abbiamo parlato nelle scorse puntate anche della strana coincidenza che vorrebbe Babbo Natale, l'altra figura portatrice di doni, collegata a San Nicola di Mira, che è festeggiato in tante città del mondo, ma soprattutto la parte più considerevole delle ossa vengono custodite presso la Basilica di San Nicola di Bari. Alla ricerca di spunti per l'Epifania mi sono imbattuto nella pagina Facebook di Gigi De Santis, a cui rinnovo il saluto, il quale ha fatto delle ricerche abbastanza interessanti. È un cultore della materia, delle tradizioni popolari, uno dei pochi, ma come al solito sempre i pochi sono appassionatissimi. Il quale articolo mi ha stupito perché per la prima volta ho sentito parlare di due Befane. Ecco, questa è una cosa particolare. Una, non anticipo nulla e lascio subito a Gigi De Santis, alla sua voce, il racconto di questa tradizione che è viva, era viva, viene mantenuta faticosamente viva nei vicoli del borgo antico di Bari. Quindi Gigi, quando vuole, può farci dono di questo piccolo racconto, frutto delle sue ricerche. Bene, di nuovo buonasera. Allora, la prima storiella della Morta Befane
È una ricerca che ho preso dai libri del mio indimenticabile maestro Don Alfredo Giovine, storico, demologo, dialettologo, poeta popolare, e grazie a lui che si è recuperato molto per quanto riguarda la tradizione popolare. Ebbene, un'altra festività degna di nota dopo il Natale, il primo dell'anno, in particolar modo per i bambini baresi di oltre 50 anni fa, che aspettavano con più gioia e timore il giorno dell'Epifania. In lingua barese era nominata la Pasqua Befane. Oggi si pronuncia in un dialetto italianizzato, la Befana. Nella tradizione popolare a Bari c'erano due Befane. La prima era la Pasqua Befane, che volava a cavallo di una scopa con un grosso sacco pieno di trakbalak, che significa in lingua italiana giocattoli e carbone. Era una vecchietta bruttina e sdentata, ma buona, tant'è che i bambini erano consigliati dalle mamme, oltre a lasciare sul tavolino della cucina la buffette, la letterina e un piatto ricolmo di ndeghelette, le cornie, preparate in casa. Cartedat, castagnet, guatron, pastriac e altre cose buone da mangiare. Nella speranza che la simpatica vecchietta veniva invogliata a lasciare i migliori doni e dolcetti nelle calze e nelle scarpe, mentre ai bambini birichini lasciava nei loro calzini lunghi, appesi al camino e alle sedie, pezzetti di carbone. Ma la notte fra il 5 e il 6 gennaio a Bari c'era un'altra Befana chiamata dai popolani la morta Befane, la morta Epifania. Questa, a differenza della precedente, era malvagia. Portava un librone nel quale erano segnati tutti quelli che erano destinati a partire nel mondo della verità entro l'anno. Allo scoccare della mezzanotte, in silenzio, con un pezzo di carbone, tracciava una croce sulla porta di casa del prescelto. Nessuno camminava per le strade, nel timore di incontrarla. Uva Abat, la cacazzo, cioè la paura, prendeva un po' tutti, anche perché durante quella notte gli animali avevano il potere di parlare fra loro come esseri umani. Anni addietro, come scrisse lo storico musicografo, demologo e linguista Alfredo Giovine nel suo rarissimo libro Ricorrenze notevoli del popolino barese, edito dallo stesso autore, pubblicato nel 1966, Nucchezal, un contadino incredulo, una notte del 5 gennaio volle verificare quanto si dicesse in giro e mentre rosicchiava fave arrostiti accanto alla frascera al braciere, notò qualcosa di strano nella gatta accovacciata a godersi un po' di tepore. Rivolgendosi alla bestia disse: «La gatta, vuoi due fave? La gatta, vuoi due fave?» L'animale rimase immobile e indifferente al suo posto. «Ecco, uve!» «Ecco, vedete?» disse fra sé il contadino. «Ma è possibile che chi si morte crede che le bestie, la notte della morte Befani, potrà parlare come le cristiane?» E facendosi una risata, beganza gosto, a sfotta la gatta. Rivolse ancora una volta l'invito alla bestia. «La gatta, dove devo fare?» La gatta restò muta come un pesce. L'invito fu nuovamente rivolto molte altre volte, ancora sempre con crescenti toni ironici. Il contadino, al colmo della soddisfazione per aver sfatato una stupida credenza del popolino e di gente ignorante, disse alla gatta: «Che è l'ultima volta che tu dici e poi te lascia scendere ad che le sorge. Questa è l'ultima volta che te lo dico e poi ti lascio andare a caccia di topi». Raccolto quanto fiato aveva in gola, urlò scocciato: «La gatta, vedo fab!» La gatta si rizzò sulle gambe posteriori e, mostrando un aspetto pauroso, rispose con forza, facendo vedere la sua bocca sdentata: «L'uomo trasecolò e, spaventatosi,
fu colpito da una goccia, colpo profetico, e morì. Storia a me non è più, ma allora è bene a noi. Stanno al culo e Gesù stanno sempre con noi. E questa è la prima storiella. Veniamo alla seconda, sempre facendo parlare gli animali la notte dal 5 al 6 gennaio. Ebbene, un altro episodio a proposito degli animali che parlano la notte fra il 5 e il 6 gennaio racconta di un galessiere, carrettiere, che trasportava merci da un paese all'altro con il suo traino. I suoi cavalli erano un bianco al centro e due poleggi posti ai due lati del primo a bilancino per completare il traino a 3 cavalli. Nella notte della morte a Befana, l'uomo aveva il traino carico di tavoloni che, caricati a Bari, trasportava al suo paese. Quella notte avvertiva una paura indistinta e, giunto al primo paese, alla prima taverna che incontrò, portò i cavalli in una stalla dove volle passare la notte. Legò i cavalli alla mangiatoia, diede loro da mangiare e per sé provvide con una fetta di pane e spicchi di aglio crudo. Dopodiché bevve un'abbondante quantità di vino che conservava nel barilotto che portava a tracolla. Accese la pipa di argilla con la cannuccia lunga e cominciò ad appisolarsi. Mentre era assorto nei suoi pensieri, avvertì come se i cavalli mangiando emettessero strani borbottii. Non ci fece caso, sbadigliò, tirò fuori l'orologio e vide che era mezzanotte. Alzò il bavero del soprabito e si stese sotto la mangiatoia per prendere sonno. Ad un tratto sentì come delle voci umane. Tesse l'orecchio e cosa sentì e vide? Il cavallo bianco parlava con un tipo che non si vedeva e che non era altro che la morte. Adosciato, domandava quello che non si vedeva. Il cavallo rispondeva, a talavan, e c'è stata fame. A per te, non carca di tau, a due, o pai tu patron, e per fare che, per fare avuto patron. Nel sentire ciò, il carrettiere... No, Gigi deve tradurre quest'ultima parte, perché non l'abbiamo seguito. Allora, il cavallo risponde, la persona che non si vedeva diceva, dove andate al cavallo? E il cavallo rispondeva, a tale parte. E che andate a fare? A portare un carico di tavole. Dove? Al paese del padrone nostro. E per fare che cosa? Per fare la bara al nostro padrone. Nel sentire ciò, il carrettiere fu colto da un accidente, come quel tale che voleva dare le fave al gatto e morì subito. Storia a me non è più, ma la loro è bene a noi. Stanno al culo e Gesù stanno sempre con noi. Bene, dalla città di Babbo Natale per ora è tutto. Bartolo, io non ti vedo perché sei nascosto dalla palla di Officina Mediterranea, quasi natalizia. Eccomi, sono qua. E quindi ci spostiamo a Firenze da Valerio, che è di Avigliano, che è la vera capitale d'Italia, ma anche Firenze è stato. Per cui, Valerio, lasciamo a te sia la presentazione del tuo argomento che i prossimi minuti relativi, diciamo, a questa serata dedicata ai bambini, agli adulti e ai nonni, ai genitori, perché l'Epifania, insomma, coinvolge più generazioni. Prego. Allora, spero innanzitutto che l'audio vi arrivi bene, non ci siano troppe interferenze, perché sono un po' in una condizione di fortuna. Comunque, io volevo dare giusto 2 pillole così sulla Befana e su questo tipo di festa che alla fine chiude, è un po' anche triste per certi versi, un po' malinconica, perché chiude la storia delle feste natalizie, l'inverno. La Befana è un misto, questa figura è un misto tra il paganesimo e il cristianesimo. È una figura che viene associata originariamente ai magi e
prevalentemente notturna, in tutte le iconografie storiche viene sempre inquadrata come una figura notturna, semplicemente perché nella tradizione antica non fece in tempo ad accompagnare i magi a fare questi regali, quindi si presentò più tardi di notte. Alcune leggende cambiano un po' e dicono che i magi la volevano comunque con loro ad andare a portare i doni, lei rifiutò e in qualche modo questa cosa la abbruttì e lei cercò rimedio portando doni a tutti i bambini. Questo veramente in pillole. Il suo abbigliamento, che è tutto così trasandato, vecchio, antico, è proprio in virtù del fatto che metaforicamente se ne va via portando via tutto il vecchio, lasciando spazio al nuovo. È l'inverno che lascia lo spazio alla nuova stagione, è la tenebra che lascia lo spazio alla luce. È una figura storica nella quale non si riscontrano interessanti, vi parlo dei settori che io amo di più. In campo artistico è stata rappresentata tantissime volte nascosta in figure di altra natura. Per esempio vi parlo innanzitutto, non lo so, del cinema. In campo cinematografico film sulla Befana di qualità ad oggi non ne sono mai stati fatti, però questa figura economicamente ha ispirato tantissimi film e tantissime immagini molto forti che sono rimaste nell'immaginario. Vi faccio un esempio: Shining di Kubrick, che molti di voi avranno visto. C'è una sequenza piuttosto forte dove una donna bellissima si trasforma in un mostro, in una vecchia terribile. Kubrick cercò per tantissime settimane il modo esatto per rappresentarla, e questo avvenne quando incominciò a fare una ricerca su tutte le immagini che riguardassero la Befana. E quindi poi scelse un insieme di questi disegni, di queste illustrazioni, e ne creò il make-up per quell'attrice che poi l'ha andata a interpretare. Un altro film di Robert Eggers che si chiama The Witch, che è un horror, nella rappresentazione delle streghe viene spesso incontro a tutto ciò che riguardano le immagini stregonesche e appunto della Befana. Questa è una cosa che spesso si sovrappone, la figura della Befana a quella della strega. Pensiamo anche a come la Disney ha rappresentato la vecchiaccia che regala la mela a Biancaneve, è esattamente iconograficamente una strega. Questo in campo cinematografico, ma gli esempi sono tanti, appunto dei film di Lars von Trier. Si ritrovano immagini nei film di Sjöström o di Bergman, norvegesi. È una figura che torna spesso, ma è sfuggente come la sua immagine anche nelle feste, perché se ci pensate l'ultima festa è la festa che la vede sempre un po' sfocata rispetto a Babbo Natale, il parente debole di Babbo Natale. In campo musicale non è stata rappresentata in modo molto interessante quasi mai, tranne una bella canzone che non la riguarda direttamente, ma è una canzone allegra delle Chordette che si chiama Lollipop. Divenne famosa questa canzone in tempi più recenti perché fu una dei brani associati al film Stand By Me del da poco scomparso Rob Reiner in circostanze molto molto brutte. Questa è l'unica canzone di qualità associabile alla figura della Befana. In campo fumettistico neanche rientra molto come immagine, non ci sono delle graphic novel o dei fumetti che l'hanno raccontata in modo delizioso come meriterebbe. Diciamo che è una figura ancora oggi nel 2026, perché siamo nel 2026, tutta da scoprire. Ritorna spesso in racconti di tutta Italia, probabilmente anche all'estero, io conosco bene quelli italiani, ma ritorna spessissimo ed è una figura che si può rimettere anche sulle maciare. Molto spesso si sovrappone alle maciare, ha dei compiti simili per certi versi, perché una cosa che molto spesso è stata nascosta è che anche le maciare facevano dei doni ai bambini delle persone che guarivano, oppure dalle persone che a cui andavano a trovare a posto del medico condotto, eccetera eccetera. Quindi rimane a tutt'oggi però una figura molto sfuggente, ecco. Questo per sommi capi mi premeva raccontarvi, ecco. Va bene, grazie Valerio delle tue competenze che riesci a condividere con noi anche in questo momento dedicato davvero ai bambini, anche al Natale. Io una considerazione la volevo fare prima di
di passare ad altro argomento, però ricordo che nella mia infanzia la festa principale per i doni dei bambini era la Befana, non era Babbo Natale. Forse negli ultimi 20 anni si è spostato l'evento dei doni da dare ai bambini, ecco, il rito dei doni sotto l'albero della persona che viene a portare i doni su Babbo Natale, spostando dalla Befana. Quindi è vero che adesso forse viene vista come un momento di serie B, ma all'epoca, almeno quando io ero bambino, quindi sto parlando da giovane adulto di 58 anni, quindi ricordo 50 anni fa, però la festa principale era quella, cioè si festeggiava in maniera veramente religiosa in famiglia tutte le festività precedenti alla Befana, per poi la gioia dei bambini arrivava il 6 gennaio. Quindi all'epoca era, per i bambini era la festa principale, non era Babbo Natale, non era il Natale la festa principale. Vedi, questo è interessante, perché anche se non ci passiamo troppi anni tra me e Bartolo, però è cambiato in modo molto profondo questa cosa qua. Io per esempio non l'ho mai vissuta in modo pregnante la Befana, o meglio, già da quando ero piccolo io era una sorta di festa, come ha accennato prima Bartolo, di serie B. Valerio, ti sei già dato una risposta. Stava parlando Luigi. Sì, visto adesso questo panorama, volevo aggiungere una chiave di lettura un po' più, diciamo, più larga. Io mi soffermo sul numero 12. L'Epifania viene celebrata 12 giorni dopo il Natale. E quindi ritorniamo alla festa del Sole Invictus, cioè le feste del Sole terminavano al 12° giorno, con questa grande festa che portava doni da queste divinità. E ovviamente il 12 è il numero della completezza, è inutile che vi sto a dire, 12 tribù di Israele, il 12 che sono i mesi, il 12 sono la bandiera anche nostra europea, tra l'altro spero che se ne accorgano che sia un simbolo degno di valore. Quindi questa festa, questa celebrazione era presente anche in antichità. Ovviamente la Chiesa cercò di trasformarla. Trasformarla come? Legandola alla figura dei Re Magi, così come il Natale. Ovviamente la gente non ci sta, ci mise qualcosa di proprio e quindi lasciò questa, tradizione del dono, che era tipico della dea, per esempio, di Diana. Queste dee femminili che dovevano annunciare un raccolto nel nuovo anno abbondante. E quindi la gente lasciò questa figura. Ovviamente, per evitare che la cosa prendesse piede, fu abbruttita, un po' come è avvenuto a Bari, cioè credo che a Bari sia l'unico esempio che ci sia una Befana cattiva. Io ho questa chiave di lettura, perché i baresi vorrebbero che prevalesse la figura di San Nicola come portatore di doni. E quindi a Bari c'è questa tradizione, per esempio, che a Valenzano la conosciamo, che a pochi chilometri da Bari la conosciamo perché ci sono persone che la raccontano, non più di tanto, noi non abbiamo questa tradizione. Così come poi si è trasformato anche la presenza del dono, anche la cenere del carbone, che è diventato un segno di punizione, ma in realtà la cenere di carbone veniva donato perché era un segno di fertilità. Cioè, queste cose vanno messe insieme per avere una maggiore idea di quello che noi celebriamo e che i nostri ragazzi dovrebbero conoscere per apprezzare meglio la motivazione di questo periodo di festa. Ovviamente il 12° giorno chiude tutte le feste e quindi va portato via. E tanto che la ragione di tutta questa chiave è che la Befana non ha un'etimologia propria, è una storpiatura, si dice, di Epifania. Cioè non è avvenuta, non ha un richiamo linguistico diretto. Bene,
è giusto per completare questo panorama su questa festa che si divide tra San Lucia, che è l'inizio del giorno più lungo, tra San Nicola e quello della Befana. Bisogna scegliere quello che piace più. E poi si è intromesso questo Babbo Natale, che è diventato, diciamo, un simbolo più laico, no, un simbolo più globalista più che laico, perché già la Befana è abbastanza laica. Babbo Natale è un più consumistico. Sì, grazie Luigi. Approfitto per rispondere anch'io, a provare a dare una risposta al quesito di Bartolo, di Valerio, sulla pregnanza sulla predominanza del Babbo Natale sulla Befana. Io penso che, come Bartolo, sono cresciuto negli anni 70 in cui la TV cominciava le sue trasmissioni alle 5 del pomeriggio, poca roba, mentre credo che Valerio sia di qualche annetto più in là e quindi ha goduto di tutto Disneyland, di tutto l'apparato di cui hai detto prima, in cui non era presente la Befana. Potrebbe essere. C'era, ma era un po' defilata. In realtà io le prime volte che ne ho sentito parlare era sempre riguardo al fatto che fosse finita la festa, che fosse l'ultima, però ovviamente le calze erano sempre ricche di doni, ci mancherebbe. E c'è anche un altro fatto: Andreotti nel 1977 abolì la festività dell'Epifania, poi Craxi nel 1985 la ripristinò. Lo sa, sono un po' informato, roba di ragazzi, non dimenticate la Befana del fascismo. Non ne sappiamo nulla. Il fascismo è stato, diciamo, che ha sacralizzato questo per accattivarsi la simpatia dei bambini e di tutte le famiglie. Va bene, va bene. Allora, se non ci sono altri interventi, continuiamo il nostro palinsesto con un intervento di un'attrice bravissima, oltre che responsabile della gestione di una bella libreria in quel di Salerno dedicata alla letteratura per l'infanzia. Parliamo, la vedete in foto, di Claudia Balsamo, la quale ci ha voluto regalare, ci ha voluto fare dono, in questo caso la Befana non è lei, chiariamo, ci ha voluto fare dono di un racconto in tema. Prego Bartolo di mandare il video e buon ascolto a tutti. C'era una volta una vecchina tanto carina di nome Befana. La Befana viveva in una casetta al limite di un bosco e stava tutto il giorno sempre sola all'interno della sua casa e passava le giornate pulendo e rassettando tutta la sua casetta. Tutto doveva essere in ordine, proprio come diceva lei. Un giorno però, mentre stava sistemando la poltrona, ecco che sentì bussare alla porta. Toc, 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 toc. La Befana allora andò alla porta, aprì e davanti si trovò 3 giovani, ben vestiti, eleganti, e ognuno di loro portava tra le mani un dono. I 3 giovani chiesero alla Befana: «Gentile signora, avrebbe il piacere di seguirci? Noi stiamo andando da un bambino molto speciale e seguiamo la cometa per poter portare in dono a questo bambino speciale di nome Gesù i nostri doni». La Befana iniziò a pensare che aveva troppe cose da fare e con la testa fece segno di no. Poi chiuse la porta, ringraziò e tornò a sistemare la sua casetta. Ma mentre continuava a pulire, iniziò a sentirsi in colpa e pensava tra sé: sì, ma cosa mi importa di questa polvere, di questa casa? Parlano di un bambino speciale, proprio io non posso mancare. Ed ecco, quindi si rimbocca le maniche e inizia a impastare dolci, a creare pane morbido, a prendere piccoli doni di qua e di là, e decise di raggiungere i 3 uomini eleganti che poi conosciamo tutti come i re magi. Ma purtroppo, una volta aperta la porta di casa, i re magi erano troppo lontani e la stella cometa si vedeva appena, ma lei non si perse d'animo, quindi decise di rincorrerli. Ma sappiamo tutti
che era una vecchietta e quindi non era tanto veloce, e lei più cercava di rincorrerli, loro più si allontanavano, e così piena d'affanno si fermò. E dato che lei non sapeva chi fosse questo bambino speciale di cui tutti parlavano e soprattutto non sapeva come raggiungerlo, decise da quel momento di regalare doni e dolciumi a tutti i bambini del mondo, con la speranza che un giorno avrebbe finalmente incontrato il bambino speciale di nome Gesù. Ed è questo proprio il motivo per cui la sera prima dell'Epifania tutti i bambini appendono le calze al camino o agli alberi di Natale, perché la Befana arriva di notte con le scarpe tutte rotte, il suo naso a punta, il suo scialle nero e il suo gonnellone con le toppe, per lasciare doni e dolciumi a tutti i bambini che sono stati bravi. E non vi spaventate se la vedete un po' nera, perché scendendo dal camino anche lei qualche volta potrebbe sporcarsi. Spero che la storia vi sia piaciuta. Ciao! Bene, ringraziamo Claudia Balsamo e anche chi ha fatto da tramite, cioè Patrizia Del Puente, che a distanza ci segue. Bartolo, lascio a te. Completiamo questa panoramica con anche le filastrocche sulla Befana, no? E la Befana poi, in queste filastrocche se ne contano abbastanza 12 versioni. Questo fatto che sia vestita alla romana. Perché vestita alla romana? Perché la tradizione vuole non che ci sia, che sia una tradizione romana in buona sostanza, e quindi il popolo la vedeva vestita alla romana, che poi ha costruito questo suo modo di umile. Poi c'è stato anche il racconto legato ai Re Magi, con questa storia che questa vecchietta che non vuole portare i doni a Gesù, giusto per completare anche questo tipo di racconti. Andiamo avanti. Luigi, tu avevi altro da... Prego, Bartolo, prego. No, stavo dicendo la stessa cosa, volevo chiedere proprio a Luigi se... Nel frattempo vedo che Valerio sta decollando praticamente. Sì, praticamente mi hanno cacciato dal bar, quindi mi sto muovendo. Oggi è una diretta un po' così. Va bene, no, ma dai, immaginavamo che fosse una biblioteca, mi immaginavo il cielo sopra Berlino, una biblioteca del genere, invece eri in un bar. E al limite era il cielo sopra Firenze, non sopra Berlino. Bene. Diciamo, Luigi, allora avevi preparato qualcos'altro nel frattempo? Oppure vogliamo chiedere anche a Gigi De Santis? La chiave di lettura ancora è quella della calza. Perché una calza? Un attimo solo, Luigi, prima di parlare della calza, volevo chiedere a Gigi se voleva, a Gigi De Santis, se voleva aggiungere qualcosa su questo che ha ascoltato adesso, su queste ulteriori considerazioni che ha fatto Valerio. Ecco, prego. C'è una filastrocca, appunto, il fatto della Roma. Sappiamo bene che a Roma la festa dell'Epifania è veramente in grande. A noi è spicciolata con il passare degli anni, perché effettivamente, come dice Luigi, si è dato molta importanza a Babbo Natale, ma più per economicamente, ma non perché effettivamente la tradizione popolare barese, pugliese ha tolto il significato dell'Epifania. Tant'è vero, non ricordo l'anno, fu soppressa la festa dell'Epifania e ci fu una rivoluzione per quanto riguarda i bambini e le famiglie, e infatti poi fu ripristinata questa festa. E la filastrocca è questa in barese. La Befana venne de notte, che le scarpe tutte rotte, u capì della romana, usciala la paesana, viva viva la Befana. Bene, Luigi, vuoi proseguire? Allora, ci stavi parlando delle calze? Il microfono, Luigi.
Sei senza microfono. Perché una calza e non due calze? Perché invece viene adesso poi la calza per i buoni, la calza per i cattivi, la calza che comunque doveva contenere cenere e carbone, la calza che doveva contenere le caramelle, la calza che poi si arricchiva di altri doni. Io sono abbastanza, diciamo, avanti con l'età. I nostri doni erano soprattutto caramelle e cioccolate, però poi con calma sono cominciati a diventare giocattoli sempre più grandi. E c'era anche una tradizione, perché i primi giocattoli erano in legno, bisognava, adesso c'è i Lego, eccetera, però erano quelli i nostri primi giocattoli. L'altra cosa che volevo invece sottolineare, che in alcune parti del nostro paese, ma non solo, c'è anche la tradizione di bruciare la Befana, cioè che poi in realtà è il rito più pagano, dove perché viene bruciato il vecchio, ciò che è vecchio, in attesa di ciò che è nuovo, e ciò che viene bruciato diventa concime per il nuovo, e quindi c'è il collegamento tra la cenere, perché non si metteva il carbone. Nella calza si metteva la cenere, che era un segno di buona fortuna, di fertilità per tutta la famiglia. Ho detto poi, in funzione di quello che si voleva, le cose sono trasformate. Facevo l'esempio di Bari, ma facevo anche l'esempio anche della nostra società consumistica, che ha trovato, come diceva anche Gigi, della figura di Babbo Natale una figura più consona a quelle che potevano essere degli obiettivi di cosiddetto budget, no? Però la riscoperta di, per esempio in molti paesi c'è la discesa della Befana, che raccoglie la simpatia, l'attrazione di molti bambini, così come ci sono molti racconti sulla notte della Befana, molte fiabe, molte favole che erano raccontate dai nonni prima di andare a letto in attesa di questi doni, con la sorpresa, perché in realtà si chiedeva con questi racconti che tipo di regalo si desiderava, e il nonno, in genere sempre i nonni, cercavano di accontentarlo. È un percorso diciamo molto bello dal punto di vista delle tradizioni popolari. Noi abbiamo fatto il nostro piccolo impegno non per solo rievocarle, ma comunque anche per dare una chiave di lettura. Sì, benissimo Luigi, sono d'accordo anche sulla parte riguardante ritorno sulla predominanza del Babbo Natale, perché come tutti sapete è stato anche il simbolo, il marchio di fabbrica di una nota bevanda che ha invaso proprio dagli anni '80, insomma, la vita, il divertimento. Dandogli il colore rosso che prima non esisteva, cioè, tra altre esatto, cose. anche quello, quindi è stato più facile associare queste due cose. Volevo dire anche che leggevo oggi di una tradizione che si fa risalire a Rudolf Steiner, che vede nel giorno più o meno coincidente tra il 6 e il 7 gennaio un festeggiamento particolare, perché corrisponderebbe nella antroposofia di Rudolf Steiner, quindi lascio a voi tutta la libertà di credere o non credere, il 6, grosso modo, nel periodo che noi facciamo corrispondere all'Epifania, la discesa della parte divina che va ad abitare il bambino Gesù. Cioè, in quella tradizione, grosso modo, fino alla nostra festa dell'Epifania, il bambino Gesù è ancora un bambino umano al 100%. Da quel momento in poi diventa divino in qualche maniera. E quindi la figura dei re magi, che come diceva il nostro caro Gabriele Gaia, che salutiamo come sempre, i tre magi corrispondono alle figure di maghi, astrologi, che provengono evidentemente dall'Oriente con una sapienza di cui noi non possiamo che intuire la portata simbolica e mitologica. Ecco, Gabriele Galli è un gruppo di saggi e mistici persiani, la loro spiritualità era influenzata dal zoroastrianesimo e da altre tradizioni orientali e con alcuni aspetti della spiritualità. Va bene. Orazio, la conferma di quello che dice viene da un particolare. Nei nostri presepi, nel giorno dell'Epifania,
il nostro Gesù bambino diventa fanciullo e viene messo Gesù bambino all'ambiente. La strena, Cioè, la strena. sì, sì. E quindi conferma che il Gesù bambino si manifesta con più visibilità. Perfetto, perfetto. E quello è il Gesù bambino dell'Epifania, che in realtà non coincide con la visita dei Re Magi, perché la visita dei Re Magi diciamo, io nella tradizione, nella casa mia si faceva il presepe, nel giorno dell'Epifania si metteva Gesù bambino in piedi e i Re Magi che arrivavano, che non coincide con la tradizione biblica, insomma, dei Vangeli, perché quando sono andati i Re Magi Gesù bambino era ancora in fasce. Ma invece noi a Bari il bambino della strena veniva inserito il primo giorno dell'anno, del nuovo anno, a Capodanno. Bravo, sì, hai ragione Gigi, hai ragione. Sì, hai ragione. Nel primo giorno dell'anno, sì. Il primo giorno dell'anno. Sì. Bene, Bartolo ci farebbe vedere per favore la foto del Cucibocca di Montescaglioso? Ma con molto piacere. Oh, questa bella figura con gli occhi circondati ovviamente da bucce d'arancia adattate e da questa canapa, questa in foggia di barba che ricopre tutto il volto. Questa immagine è quella del Cucibocca di Montescaglioso in provincia di Matera. Lo vedete anche sullo sfondo, è un vecchio con un cappello formato da un fiscolo, quello che si usa nei frantoi, no? per pigiare le olive, e va in giro tutta la notte minacciosamente, unitamente ad un'altra tradizione. Ecco, Gigi mi confermerà che la vigilia di Natale a Bari c'era la tradizione delle 13 pietanze, a Montescaglioso vige quella delle 9 pietanze, dei 9 bocconi da consumarsi entro l'alba del 6 gennaio, per cui di notte ci si ferma, ci si sollazza, avendo cura di raggiungere il numero di 9 assaggi, al punto che, per le informazioni che sono riuscito ad ottenere, si è creato anche un calzone ad arte con 9 componenti, 9 ingredienti principali, in modo da poter esaurire questo voto al Cucibocca con un'unica pietanza. Ora, Bartolo, lascio a te la conclusione. Vedo che stasera siamo stati più sintetici, il che è già buon segno, insomma. Beh, stiamo sviscerando un po' di tradizioni. L'anno scorso di questi temi parlavamo di Sant'Antuono, parlavamo dell'ingresso del Carnevale e siamo già quasi ecco, c'è Valerio che si sta riaggiungendo, evidentemente la saltata connessione dal suo volo che stava effettuando. Mi riaggancio anche a un discorso, il fatto della Befana bruciata, ma ci sono anche tradizioni nella festa dell'inizio del Carnevale dove si brucia anche il Carnevale. E stiamo parlando di una distanza di 11 giorni, quindi probabilmente questi riti pagani si sono collegati l'uno all'altro, molto molto probabilmente. Ora non è una considerazione che faccio senza aver approfondito antropologicamente queste due circostanze, però parlando della bruciatura della Befana mi è venuto in mente questo. Non so se Luigi vuole aggiungere qualcosa a questo, se c'è qualche riferimento. No, sicuramente il fuoco comunque è sempre una rinascita, il fuoco è sempre simbolo di distruzione, ma anche di rinascita, di fertilità, quindi probabilmente c'è una matrice antropologica comune, anche se parliamo di diversi probabilmente. Ripeto, la chiave di lettura principale è quella romana e celtica diciamo, della festa del Sole, Sol Invictus, in base alla quale l'anno solare, diciamo l'anno terminava e iniziava un nuovo anno che bisognava auspicare che fosse fertile, e si bruciava ciò che era vecchio. Adesso, in funzione dei luoghi, questo poteva variare come data, fino ad arrivare a quello di
Sant'Antonio Abate. Sant'Antonio Abate, che è una figura anche legata al monachesimo, quindi col suo porco, e quindi con il fatto che lui mise da parte. Vabbè, adesso andiamo in un altro campo. Comunque confermo quello che tu dicevi, che sono, diciamo, diverse tradizioni che a volte si fondano, come il fatto di Bari. Pensare a Bari con una Befana incredibilmente malefica che va sulle case a segnare chi deve morire, insomma, fa spavento. Sembra quasi sì, le giornate dell'Apocalisse sembra. Addirittura così come è stata raccontata, così come vi è raccontata da Giove, c'ha il librone, porta con sé un libro dove stanno tutti i cattivi. Cioè, sì. È una cosa terribile. Che dovevano morire entro l'anno. Addirittura, cioè un librone di gente che doveva morire entro l'anno. È terribile. Non possiamo avere l'indirizzo dove suggerire qualcuno da inserire. Ma che cioè, non capisco, anch'io ho un librone di persone che vorrei far morire entro l'anno. Qual è il problema? Scusa. No, ma magari quello della Befana è più quella della Befana cattiva e magari è più efficace. Magari se si potesse avere qualche indirizzo dove spedire qualche nome. Un'altra, chiedo scusa, un'altra tradizione che purtroppo non si rispetta più, molta gente non rispetta più, è che l'albero, il presepe, non si deve disfare. No, assolutamente. La Befana, no, ma il giorno della Candelora. La Candelora, il 2 febbraio. Il 2 febbraio, con il rito che siamo già nel periodo di Carnevale, il 2 febbraio, e c'è questo un'altra, con noi diciamo a Bari, un'altra wascenza, allegria per quanto riguarda balli e cucinare, soprattutto carne, perché Carnevale significa carne. Allora aggiungo che quel giorno i rami di pino che adornavano il presepe bisognava bruciarli nel camino di casa. Questo non lo so, questo non mi risulta Bari, questo non mi risulta. Nella tradizione della mia famiglia, mio nonno era quello che diciamo, bisognava bruciare tutti i rami di pino che adornavano il presepe e consumare tutta la frutta che era appesa. Questo bel ping pong tra Gigi e Luigi ci ricorda proprio l'inizio delle nostre trasmissioni di Almanacco, che vedeva nel calendario, nel succedersi dei mesi, tutta una ricca successione di questo tipo di eventi. Si passava dal Natale al Carnevale e poi alla Pasqua, sempre con quello che diceva Gigi, con questi sollazzi, con queste occasioni di far festa, di mangiare a sbafo ogni tanto, insomma, in maniera non usuale, e che quindi, insomma, ci riconduce un po' alle finalità di questa nostra trasmissione. Scoprire lo stare insieme. Esatto. Va bene, io direi che potremmo arrivare ai saluti, Orazio, se per te va bene. Io volevo a questo punto dare un'ultima volta la parola a ciascuno per fare un piccolo saluto, partendo da Valerio, che ormai si è atterrato, vedo su Ponte Vecchio, non so dove sia. Sì. C'è un lampeggiante, no, in altro luogo lo inseguiva, va bene. Sono in altro luogo dove anche la ricezione è un po' ballerina, però se mi riuscite a sentire, come vedete, anche il concetto perfetto, anche il concetto di fuoco accomuna spesso e ritorna spesso tra le streghe e la Befana come figura, e di questo ne raccontavano anche in letteratura Poe oppure Walter Scott, per dirvene due fra i tanti che hanno parlato di questi argomenti a livello letterario, ecco. Ci tenevo solo a dire questo. Mi dispiace, vi chiedo scusa per la diretta un po' così, ma oggi è stata una giornata piuttosto caotica, quindi ci rifaremo prossimamente. Vi ringrazio per le pillole, perché
nella tua giornata c'eri tu, per questo è caotica la tua giornata. Come sempre. Comunque sono stati molto interessanti i vostri interventi e avete dato delle pillole veramente belle, quindi grazie a tutti. Grazie Valerio. Grazie Volevo dare la parola a Gigi per il saluto, visto che è l'ultimo dei nostri arrivati. Un saluto anche alle donne, perché il giorno della Befana i mariti hanno il permesso di chiamarlo Befana alle mogli, in senso se ci provo io a casa succede una tragedia, guarda, non rispondono, vabbè, no, rispondono e dicono va bene, so Befana, però mi ha dato un regalo, mi devi dare il regalo. Quindi anche loro hanno obbligatoriamente il regalo almeno della calza, la calza Epifania. Vi saluto. Grazie È stato Gigi. veramente un bel intervento, una bella serata con voi. Grazie Gigi, grazie molte. Grazie mille. Lui, i tuoi saluti? Sì, allora, lo saluto a tutti i partecipanti, che è stato piacevolissimo, e un saluto anche agli ascoltatori, con la speranza che la Befana porti i doni desiderati, la cosa più importante. Buona attesa. Orazio, a te le conclusioni, lasciando perdere il libro dei morti, lasciandolo perdere. Sì, no. Ringraziamo Claudia Balsamo che da distanza ci ha pensati, e per un filo Patrizia non del siamo Puente stati, che per averci fatto Patrizia del Puente per aver fatto da tramite, e un saluto anche ai nostri collaboratori Matteo Colasante, Sofia Ruffino, Lucia Corbo, Gabriella Guerrieri, Nicola Tufaro, ricordami se sto dimenticando qualcun altro, ovviamente Donato Rinaldi, il nostro factotum, e un invito a seguirci nella prossima puntata che vedremo come acconciare in vista del Carnevale. L'invito ovviamente a tutti coloro che hanno partecipato, un ringraziamento a Gigi De Santis per la sua prima partecipazione, e di ritrovarci qui possibilmente. Benissimo, Grazie, io direi che possiamo arrivare ai saluti e ecco, Filomena Cancellaro. Filomena Cancellaro. Salutiamo anche Filomena Cancellaro. Benissimo. Io vi lascio con una chicca dalla Toscana. Voi sapete qual era il vero nome di Dante? Giusto una curiosità. No. Nessuno di voi? Il suo nome non era Dante, ma era Durante Alighieri, all'anagrafe. Questa non la sapevo. Benissimo. Una piccola chicca. Benissimo, ok, grazie molto per questa chicca finale. Non resta che altro che salutare tutti gli ascoltatori. Grazie di nuovo agli ospiti, Valerio Monaco, Gigi De Santis, Luigi Lampignano, Orazio. Ciao a tutti, grazie a voi. Sei parte integrante dei saluti, tu sei un saluto fatto in persona. Grazie ancora per la partecipazione, e alla prossima puntata, con la 23esima puntata dell'Almanacco delle Tradizioni Popolari, sempre in diretta e in differita sui canali Facebook e YouTube di Officina Mediterranea. Buonasera a tutti e direi che possiamo far partire la sigla. Buonanotte.